Buonasera e bentrovati a questa puntata di Screenshot. È iniziata l'invasione in Ucraina, una guerra esplosa appena a 2000 chilometri da Trieste. Siamo naturalmente solo nelle prime ore, i conteggi sono ancora difficili e complicati. Fatto sta che questa situazione sicuramente avrà delle ripercussioni importanti dal punto di vista internazionale anche per il nostro paese. Naturalmente l'attenzione è molto alta, da tante parti si sono levati dei segnali di vicinanza al popolo dell'Ucraina da parte delle nostre istituzioni, molto alta anche l'attenzione alla base NATO di Aviano interessata nelle operazioni internazionali militari, e quindi staremo a vedere quelli che saranno gli sviluppi, ma di sicuro la giornata di oggi segna sicuramente un ritorno a tempi che ci eravamo dimenticati, quelli sicuramente della guerra nei Balcani, che ci avevano toccato da vicino. Insomma, la pace in Europa di fatto non esiste più. Noi abbiamo cercato di raccogliere oggi molte testimonianze all'interno della popolazione ucraina, anche che vive in Friuli Venezia Giulia, anche da parte di personaggi che possono darci una mano a chiarire il contesto attuale, a cominciare dalle parole del professor Georg Meir, il direttore di Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Trieste e docente di Storia delle Relazioni Internazionali del Polo di Gorizia. Una tensione, ha detto, su cui deve prevalere il dialogo. Allora sentiamo in questo servizio proprio le sue parole. Professor Meir, questa escalation in Ucraina, cosa ci dobbiamo aspettare? Ci dobbiamo aspettare evidentemente un'evoluzione piuttosto rischiosa. Rischiosa non vuol dire naturalmente che debba necessariamente portare degli aspetti gravi e delle situazioni limite nella nostra vita quotidiana, però è un momento di tensione come francamente in Europa non se ne vedevano dalla seconda guerra mondiale. Salva la crisi della Jugoslavia negli anni 90, che però ci ha toccato naturalmente in maniera piuttosto indiretta, qui sembra che veramente ci siano in gioco i vecchi equilibri della guerra fredda sostanzialmente, perché stiamo parlando sempre di un conflitto che per alcuni aspetti affonda proprio le sue radici nella guerra fredda, ovvero una rinascita della Russia post-sovietica che adesso ha ripreso pienamente un suo ruolo di potenza a livello internazionale, a livello globale mi viene da dire, e che rivendica dei suoi margini di controllo dei territori limitrofi sostanzialmente, territori tutti ex sovietici, attenzione anche con un retaggio storico di dominio russo su quelle terre evidentemente, e adesso non accetta l'idea che questi territori, in particolare l'Ucraina, la Bielorussia da sola è su una posizione di sintonia con le esigenze del Cremlino, di Mosca, l'Ucraina appunto dimostri di volersi in qualche modo schierare, essere vicina agli interessi di chi? Di quello che era il nemico storico della guerra fredda, ovvero evidentemente l'Alleanza Atlantica, in secondo piano l'Unione Europea, nel senso che ha meno significato strategico militare, però ha un significato. E quindi l'Alleanza Atlantica e il paese che in qualche modo è stato il promotore e ha in ogni caso un ruolo fortissimo all'interno della stessa, ovvero gli Stati Uniti d'America. L'Unione Europea in tutto questo diceva appunto marginale da un certo punto di vista, però comunque si è già ovviamente schierata a favore dell'Ucraina. Sotto questo punto di vista, secondo lei, insieme alla NATO, può intervenire più pesantemente di quanto non ha fatto con sanzioni e fornitura di materiali, e anche quale può essere il ruolo, ad esempio, della base di Aviano o comunque delle altre basi europee? Dunque, l'Unione Europea non ha ancora una reale capacità militare propria, quindi evidentemente può solo cogliere, e peraltro è molto importante l'occasione, l'opportunità per dimostrare un'unità di intenti che storicamente non è mai stata finora in grado di dimostrare. Non lo può fare a livello militare, ma allora però mi permetto di aggiungere, io non vorrei nemmeno vedere l'organizzazione che la capacità militare ce l'ha e come, l'Alleanza Atlantica, attraverso il braccio armato della NATO, naturalmente, il suo braccio armato, non vorrei nemmeno lì
vedere la prova di forza, perché non è uno scenario da prendere minimamente alla leggera e sicuramente da deprecare in ogni modo. Quindi il livello di contrasto, che pure ci deve essere, perché sono stati violati dei diritti chiari sanciti dal diritto internazionale, deve essere quello che viene per ora preconizzato, cioè le sanzioni forti. Non so quanto possano essere utili, evidentemente. Ci sono esempi abbastanza che lasciano il dubbio, ecco, su tutto questo, però sanzioni decise, forti, chiare, evidentemente, e il prosieguo di un dialogo, necessariamente il prosieguo di un dialogo, anche se ormai purtroppo le armi fanno rumore, si deve assolutamente proseguire il dialogo. Non ho nessuna intenzione di avventurarmi su un immaginario di utilizzo pratico e operativo della base di Aviano, perché onestamente è logico che tutte le basi in Europa possono essere in allarme adesso, questo è naturale, fa parte purtroppo delle circostanze in atto e che da sempre vengono vissute così. È evidente che ci saranno condizioni di allarme, però non immaginiamo un impiego in qualche maniera operativo, perché, ripeto, è qualcosa dal quale tutti noi dobbiamo auspicare ci si astenga veramente, cioè non c'è veramente bisogno di un conflitto su vasta scala in Europa. Queste dunque le parole del professor Meir. Naturalmente, come dicevamo, c'è una ripercussione anche sulla popolazione ucraina che vive in Friuli, e per questo abbiamo sentito i familiari, i membri dell'Associazione Ucraina Friuli di Codroipo. In particolare abbiamo parlato con la presidente Victoria Schiba. Sentiamo. Sono più di 5.000 gli ucraini trapiantati in Friuli Venezia Giulia che guardano con apprensione agli eventi drammatici che stanno coinvolgendo in queste ore il loro paese. Tra questi ci sono anche i membri dell'Associazione Culturale Ucraina Friuli di Codroipo. Molti di essi hanno dei familiari che sono morti o rimasti feriti durante gli attacchi russi. Stiamo vivendo con grande dolore questa invasione, perché i nostri cari si sono svegliati stamattina dal rumore degli aerei militari russi e dai razzi russi che hanno colpito varie città. Tutta la mattina ci scambiamo delle informazioni come la situazione in varie regioni dove sono stati colpite le case, ospedali, abbiamo già tanti morti, è stato abbattuto un aereo in regione di Kiev. Perciò abbiamo già tante perdite. E c'è preoccupazione anche per il blocco dei voli che impedisce a chi si trova in Ucraina di muoversi verso territori meno a rischio. C'erano le persone che erano andate per ferie e dovevano tornare per il lavoro e non possono partire. La presidente Victoria Schiba è stata ricevuta in mattinata dal sindaco di Udine Pietro Fontanini, che ha espresso solidarietà da parte di tutta l'amministrazione. Siamo amareggiati, allibiti, increduli e molto preoccupati, ha detto il sindaco. I paesi europei sono abituati a risolvere contenziosi con le parole, gli incontri e la diplomazia. Ricorrere alle armi è inaccettabile. Sono violenze, conclude Fontanini, che ci fanno ripiombare in epoche lontane che non vogliamo più rivivere. È stato molto confortevole ricevere anche questo invito di sindaco di Udine. Abbiamo richiesto alla questura di Udine il permesso di fare una manifestazione per condannare questa invasione. Domenica 27 febbraio faremo alle ore 10 in piazza 20 settembre e sabato si terrà una manifestazione programmata prima, sempre per condannare la guerra in Ucraina, che si terrà alle ore 10 in Parco della Rimembranza di Gorizia. La nostra speranza è che la comunità internazionale reagisca e condanna fermamente questa invasione, che la comunità europea e l'ONU fanno la pressione sulla Russia. Resta dunque alta l'attenzione sul problema, abbiamo sentito le parole di preoccupazione che riguardano la guerra praticamente scoppiata oggi proprio tra Ucraina e Russia. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi ritorniamo con un'altra toccante testimonianza. A tra poco. Seconda parte di Screenshot, al centro della trasmissione non poteva non esserci la guerra tra Russia e Ucraina scoppiata oggi. Nella prima parte di trasmissione vi abbiamo proposto alcune testimonianze, adesso
vi facciamo sentire altre toccanti parole. Un'invasione voluta da Putin e non dai russi, che sono nostri fratelli. Gli ucraini non molleranno, il conflitto rischia di allargarsi. Se mi trovassi in quei territori non imbraccerei un fucile. La mia arma è la croce. A parlare a poche ore dall'attacco è padre Petru Parvu, padre ortodosso ucraino a capo della parrocchia con sede a San Lorenzo di Sedegliano. Lo ha sentito per noi Daniele Paroni. Sono con padre Petru Parvu, che è il parroco della chiesa di Samina. Siamo a San Lorenzo di Sedegliano, una realtà che insiste sul territorio da più di 7 anni. Allora, padre, poche ore fa l'Ucraina è stata attaccata, se si può usare questo verbo? Sì, si può usare perché è stata invasa, questo è il verbo che possiamo usare. E purtroppo ci ritroviamo in un momento molto brutto per la storia dell'Europa, non soltanto per la storia dell'Ucraina, perché l'Ucraina fa parte dell'Europa come fanno parte degli altri stati, e credo che è un malore che prende tutta l'Europa, non solo l'Ucraina. Se lo aspettava? Sì, era da aspettarsi, perché il presidente della Russia c'è questo desiderio di riformare la grande Russia, che oggi è impossibile perché sono popoli diversi che ci abitano fuori dalle sue frontiere. Purtroppo il suo desiderio di espansione provoca dei danni che non so come li recupereremo. Ecco, senta, ma lei è per metà ucraino e per metà rumeno. Lei che conosce il popolo ucraino non è arrendevole? No, il popolo ucraino non si arrenderà. Io ho parenti, ho sorella a Kiev, ho anche cugini, abbiamo mezza famiglia è là, e posso dire che i miei non si arrenderanno, e sicuramente qualsiasi ucraino con cui dovete parlare sicuramente vi diranno la stessa cosa, perché ci siamo sottomessi sotto la Russia per più di 90 anni e diciamo che basta. Diciamo che adesso, tenendo conto che comunque Kiev era la capitale ed è tuttora la capitale dei slavi e la capitale dei popoli russi, e gli ucraini sono una parte dei popoli russi. Però vedete questa situazione che si è prodotta adesso con l'invasione di Putin, perché non è una invasione dei russi, noi non abbiamo niente contro i russi perché sono i nostri fratelli e ortodossi pure loro. Noi abbiamo una cosa contro la politica di Putin, e quindi con questa invasione si produce uno scisma al cuore della slavità, se vogliamo. E come ne usciamo, secondo lei? Io credo che con l'aiuto anche diplomatico di tutti gli altri stati membri NATO, come l'Italia, come la Romania, come la Grecia, come gli stati che fanno parte del NATO, se possono diplomaticamente dare un aiuto e poi anche sostenendo un po' la situazione, perché sono tanti. Adesso parlavo a Kiev con mia sorella, le vie di uscita di Kiev sono tutte bloccate, code di macchine di almeno 20 chilometri, file dappertutto, la gente sta in coda perché al bancomat a prendersi i soldi, alle farmacie per prendere le cose di necessità. È un po' una situazione che il mondo moderno non è pronto a affrontare, diciamo la verità. Senta, c'è il rischio di un conflitto che può allargarsi? Sicuramente c'è un rischio, perché Putin non si fermerà là, non si ferma solo nei territori di Mariupol e di Donetsk e di Lugansk. Lui vuole prendere quello che può prendere. Già, non so se siete al corrente, già hanno attaccato anche l'aeroporto di Ivano-Frankivsk, che sta all'ovest, nel senso, hanno attaccato sì sul fianco estico del paese, ma hanno attaccato anche il fianco ovest.
Lei dice Putin vuole, ma secondo lei i russi vogliono? No, io penso che i russi non gli interessano queste robe qua. Dovete ricordare che il PIL della Russia è minore di quello dell'Italia, quindi ancora aggiungere bocche da sfamare non penso che li convengano ai russi. Ma io non ho, come dicevo, i russi sono nostri fratelli, veniamo tutti dalla stessa stirpe. Quando Mosca all'anno 1000 non esisteva, eravamo tutti insieme. E Mosca oggi purtroppo è il leadership diciamo, di quelli che guidano oggi la Russia, non è il più ispirato da Dio. Voi vi ritroverete in preghiera? Sì, noi faremo ogni sera anche la Divina Liturgia e pensiamo di fare anche sotto diciamo, l'egidia, diciamo, la guida del nostro metropolita Policarpos, che ci ha dato delle dritte come fare. Noi faremo anche la preghiera del Rosario Ortodosso, facciamo anche ognuno a casa sua, abbiamo anche a mezzanotte un ritiro di 15 minuti di pregare per questa situazione. Proviamo per quanto ci è possibile di sostenere le persone nel bisogno. Ecco, in questa parrocchia convergono circa un'ottantina di persone. Diciamo, abbiamo più di 80 persone, nel senso in totale i nostri fedeli sarebbero 600 persone, però abbiamo ucraini, addirittura abbiamo russi, abbiamo rumeni, abbiamo tutte le nazionalità ortodosse che qua in Italia si ritrovano e poi vivono serenamente insieme agli italiani, insieme alle altre anche comunità etniche. Quindi per noi non c'è questa delimitazione nazionalistica, perché la Chiesa dovrebbe essere un posto di accoglimento per tutti. Lei ci sta raccontando un po' l'atmosfera che si respira a Kiev, il fatto che ci siano 20 chilometri di code, c'è una strategia proprio per chiudere queste persone come dei topi? In pratica sì, in pratica tutti vogliono scappare da Kiev perché hanno paura. Sentirti di mattina alle 5 di mattina con le bombe addosso non penso che è una cosa bella, no? E quindi la gente si è spaventata e vuole uscirne. Tanti di loro hanno parenti qua, tanti di loro hanno un'aspettativa, nel senso vogliono venire ovunque sia fuori dall'Ucraina, perché hanno paura, perché sono giovani, hanno bambini o che sappiamo. È una situazione che, diciamo, non soltanto è pesante dal punto di vista economico, ma è pesante anche dal punto di vista morale, perché la gente in questi momenti si ritrova persi, non sanno come fare. C'è da aspettarsi una sorta di controinvasione da parte delle persone che sono piene di paura e magari cercano di andare in altri paesi? Non è una controinvasione, secondo me la gente ha paura, quindi la gente normale, parlo degli operai, delle persone che come faranno a vivere se non hanno le possibilità. Noi quando anche c'era diciamo, il conflitto in Donbass, abbiamo sempre aiutato le persone facendo aiuti umanitari, portando delle cose là e poi chi poteva venire in Italia perché avevano dei parenti qua e hanno fatto il ricongiungimento familiare e sono ben accetti, non so come dirti. Come dire, nel senso, penso che adesso, in questo momento, serve stare vicino al popolo ucraino, serve la solidarietà e serve un aiuto anche non soltanto economico, ma piuttosto di sostegno, perché è quello che manca oggi. Perché l'economico ben venga, ma piuttosto non serve niente a dare i soldi per cosa? Per un paese che viene distrutto comunque? Quindi proviamo sì a lottare fino all'ultimo secondo, ma diamo un sostegno piuttosto, diciamo, di solidarietà, che questo è più importante. Senta, ma nelle sue
prediche, che inviti si sente di fare, visto che gli ucraini sono un popolo tenace? Ma io gli inviti che posso fare in chiesa e che faccio di cuore sono quelli di pregare, perché oggi come oggi non possiamo fare altro che pregare. Ho fatto gli inviti agli ucraini di farsi sentire, perché siamo una grande comunità. Diciamo il popolo dopo dopo il popolo rumeno, che sono tanti in Italia, gli ucraini sono il secondo popolo che convivono, quindi sì, spiegare alla gente la verità, perché questo è importante. Se non senti che è solo una campana, non è tanto giusto. Padre, allora scusi, ma qual è la verità? La verità è che noi ci ritroviamo di fronte a un'invasione che non abbiamo né convocato, fra virgolette, né prodotto. Noi vivevamo tranquilli nel territorio nostro e qualcuno ha pensato che sarebbe meglio che non vivremo più in questa tranquillità e pace. È come io fossi venuto in Italia e avrei preteso agli italiani di vivere la mia realtà. È impossibile. Io considero che, per esempio, quando noi siamo venuti qua come comunità ortodossa, abbiamo rispettato, diciamo, le leggi, abbiamo rispettato soprattutto il popolo che c'è qua, imparando l'italiano perlomeno per poter sbrigarsi, e poi mi sa che tutti i nostri ucraini che vivono in Italia, 90% sono badanti e tengono cura degli anziani dell'Italia rispettosamente e diciamo, con la cura dovuta. Senta, una domanda un po' forte e provocatoria. Ci sono i suoi cari a Kiev. Andasse da quelle parti e venisse chiesto di imbracciare il fucile per difendere la sua terra, lei lo imbraccerebbe o no? Io non sono una persona che non penso non mi vedo con un'arma in mano. Diciamo, il fucile per me è la preghiera, è la corda della preghiera, la croce. Se sparassero a me, io mi difenderei con la croce. Non ho bisogno di prendere un fucile per attaccare l'aggressore. La nostra risposta dovrebbe essere quella di pace, di provare a mantenere la pace. Da che punti di contatto ci sono fra la Chiesa ortodossa e quella guidata da Papa Francesco? La Chiesa ortodossa è la sorella della Chiesa cattolica, siamo in comunione, se non di preghiera, siamo in comunione comunque di ideologia. Abbiamo la Madonna, abbiamo i santi, abbiamo tutti i santi ortodossi sono anche nella Chiesa cattolica. Enumero San Basilio il Magno, San Gregorio il Teologo, San Giovanni Crisostomo, che sono santi comuni, santi prima della separazione della Chiesa. Comunque la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa fanno dei passi molto avanti. Dal 2025 festeggeremo la Pasqua insieme, che è una grande cosa. Invece davanti Putin adesso che cosa gli direbbe? Ma le direi che non vada più in chiesa, perché non serve nulla, perché lui va in chiesa, si mostra che accende le candele, ma la fede non ce l'ha. Ecco, se io sarei il suo parroco, noi nella Chiesa ortodossa diamo degli ascolti ai fedeli, diciamo di obbedire certe robe, quindi se io sarei il suo parroco gli direi che facesse meglio di finire questa situazione, perché non è una situazione bella né per il popolo ucraino e poi né tantomeno per il popolo russo. Quante volte sente i suoi cari in Ucraina? Ma li sento ogni giorno. Noi abbiamo la comunicazione molto diretta, usiamo i mezzi di oggi, nel senso Viber, WhatsApp, e quindi ci sentiamo anche in videochiamata molto spesso. Lei li ha visti di recente, tra l'altro? Sì, sono tornato proprio il giorno che il presidente Macron della Francia era in Ucraina, ero a Kiev e sono rimasto ancora 5 giorni, sono appena tornato. E questa pressione dell'invasione russa c'era anche a quel momento, anche se i capi dell'Europa, i capi illuminati d'Europa hanno provato di mantenere la pace, era poco ma sicuro che succedeva.
Senta padre, anche se io non lo capisco, veramente in pochi secondi 2 parole di speranza nella vostra lingua ai suoi connazionali. Slava Ucraini, Heroem Slava. Questo è il più importante, quello che vogliamo dire. Vuol dire? Gloria all'Ucraina, gloria agli eroi. Bene, con questa frase del nostro padre ortodosso restituiamo la linea allo studio. E con questa testimonianza si chiude questa puntata di Screenshot. Grazie per essere stati con noi, l'appuntamento è per domani sera. Arrivederci.